Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per chiarire due punti. Uno, una domanda che mi fate ormai da sempre, il perché ho due MT-09. E il secondo, come avrete letto anche già dal titolo, il perché mi sento truffato dalla mia assicurazione, dal comune e dalla controparte. Per recuperare un po' la questione vi lascio la i qua in alto, così potrete vedere il video dell'incidente e capite un po' meglio tutta la questione. Oggi non parleremo di questo, ma principalmente ci limiteremo a spiegare tutta la dinamica, tutto quello che non vi ho potuto raccontare perché eravamo in causa con la controparte. Ma prima di tutto ciò facciamo un salto indietro e capiamo il perché io ho acquistato un'altra MT, cioè quante MT totali ho avuto nella mia vita. Ho avuto 3 MT. La prima, quella famosissima che conoscete tutti quanti per il video che ha rubato tutta TikTok della caduta in Sicilia. Quella moto aveva 20.000 km il giorno che ho fatto l'incidente, già aveva un bel po' di manutenzione da fare, dato che avevamo affrontato 10.000 km in un mese con più di 230 litri di borse. Ragazzi, era bella distrutta e infatti avevo messo da parte 5.000 euro proprio per la riparazione, diciamo, vari tagliandi, cambiare le sospensioni, volevo cambiare il mono. C'erano diversi lavoretti da fare, ma dato che era il periodo in cui il mercato dell'usato stava esplodendo e stavano uscendo fuori di testa tutti quanti, la mia 09 pagata 8.000 euro a 0 km mi è stata valutata dal concessionario 6.500 euro da incidentata. Ragazzi, bastava fare un semplice calcolo e subito ho capito che con i soldi che avevo da parte avrei potuto prendere una moto nuova, 0 km, 0 manutenzione da fare e potermi divertire appieno. E con le lacrime agli occhi ho deciso di abbandonare la mia vecchia 09 perché 20.000 km, tanta manutenzione da fare, soldi da spenderci, con 11.500 euro ho comprato la 09 attuale, quella che vedete adesso. E dopo un mese di vita, precisamente 28 giorni, un viaggio in Sicilia di 5-6 giorni, aveva 1.300 km la moto, il 31 di dicembre decidiamo bene di andare a fare un aperitivo e una ragazza mi taglia la strada. Un attimo proprio, perché domani non c'è niente. Lo sai. Non posso così. Ma tagliata la strada, ci c'è la macchina qua e poi la motocicletta mi ci impezzata così e si è fermata là. Praticamente la ragazza qua ha girato senza mettere la freccia, Valentino l'ha tozzata, poi ha tozzato questa macchina, poi è andata a finire praticamente addosso a quest'altra macchina. Che cazzo. Per recuperare tutta la dinamica ragazzi vi lascio sempre la i qua in alto, ma come avete visto dalle clip precedenti, con me subito dietro di me c'erano Tony e Dante che hanno assistito a tutta la scena. Io una volta caduto mi sono subito rialzato dalla foga perché sono stato colpito da dietro, volevo capire come stavano le cose, la moto aveva un mese di vita. La ragazza scoppia in lacrime. Chiamiamo la polizia, chiamiamo i carabinieri, chiamiamo le ambulanze. Ma era il 31 di dicembre ragazzi, naturalmente a mezzogiorno nessuno lavorava, nessuno ci risponde. A distanza di 40 minuti si presenta il comandante di Bacoli, bello lui, sotto il braccio con un signore. E questo signore inizia a urlare: ho visto tutto, tu stavi correndo, stavi andando come un pazzo, io stavo nella macchina dietro. Scusatemi, naturalmente Dante mi sembra e disse: scusatemi, ma per 40 minuti non avete parlato, ma voi dove stavate? Io oggi ho visto tutto così, ho visto tutto. Iniziò a fare una caciara assurda. Dopo 10 minuti si venne a sapere che questo era il padre della ragazza. Quindi non aveva assistito a nulla, però vabbè. Si è presentato lì già anche con il vigile che non ci avevano risposto, nessuno ci aveva cagato di striscio minimamente. Io salgo in ambulanza, la moto viene ritirata dal carro attrezzi. E in tutto questo Dante e Tony vanno subito a rilasciare la testimonianza. Oltre a ciò c'era la testimonianza anche delle due auto che io ho colpito, che hanno visto tutta la scena di faccia. Adesso arriviamo al punto saliente. Perché mi sento truffato? Dall'assicurazione ma anche dalla controparte. Vabbè, tralasciando che sono comparsi più di 30 testimoni che davano ragione alla ragazza, tutti e 30 hanno detto che io stavo correndo come un pazzo. E da come potete vedere anche nel video, io avevo il GPS e grazie al Pegase sono riuscito a testimoniare il fatto che andavo a 40 km orari, quindi sì, fuori dal limite per una strada cittadina, ma ragazzi parliamoci chiaro, ma chi è che va a 30? Cioè a 30 non si può veramente andare, cioè sei fermo su una moto simile. Cosa è successo? Ho scoperto che questa persona è una persona molto influente a Bacoli, ecco perché ha ritrovato anche tutti questi testimoni, è proprietario di attività eccetera eccetera, vabbè, quindi avrà fatto valere il suo potere. La mia assicurazione, che non citerò il nome ragazzi perché sinceramente mi scoccio di fare casini inutili,
ma era la stessa compagnia della ragazza, e quindi decidono bene a distanza di 5-6 giorni di chiamarmi e di dirmi: ok, allora dato che abbiamo la stessa compagnia, il 50% delle colpe all'uno all'altro, chiariamo, non chiariamo? No, sinceramente io ho ragione, sono stato colpito da dietro e andiamo in causa. E qui entra in gioco la seconda MT-09. Dato che era un anno che avevo il canale aperto, ormai stava andando, la cosa stava partendo come lavoro, per affrontare la causa non avrei potuto toccare la motocicletta, cioè finché non sarebbe venuto un determinato perito, eccetera, finché la causa non sarebbe finita. E quindi che fare? Rimani fermo con il canale per un anno? Un'attività che ormai, ragazzi, è un'attività. Io avevo aperto già partita IVA, già avevo i debiti e il fisco che bussava alla porta. No, non il fisco, ma l'INPS, perché volevano i contributi. E quindi ho deciso di indebitarmi. Avevo da parte un paio di migliaia di euro. Sono andato in Yamaha e ho acquistato un'altra MT-09, che è quella lì che poi adesso ho distrutto in un altro incidente. Enrico, che cazzo c'è rire? Oh, ma che caspita c'è rire? E quindi è ritornata quella vecchia. Ho deciso di acquistare quest'altra moto per non interrompere il mio percorso lavorativo. L'ho preparata, l'ho kittata, ho montato i pezzi che già erano arrivati per l'altra 09, quindi scarico, crash cage, che se avessi montato prima, ragazzi, non ci sarebbero due MT-09. Ad oggi cosa è successo? Ho fatto un altro incidente e quindi un'altra causa. La persona che ci ha tamponato, perché siamo due moto, è scappata, e quindi grazie ai video siamo andati dalla polizia. Beh, c'è tutta una trastola di dietro che, ragazzi, anche questa è una cosa che mi chiedete sempre: quando uscirà il video dell'incidente dovete aspettare, c'è una causa di mezzo, ci sono degli avvocati, la polizia sta facendo il suo corso, cioè ci sono, è un po' un casino. Poi vi racconterò tutto, vi mostrerò tutto a tempo debito, quindi non vi preoccupate. Dopo 4-5 mesi sono stato ricontattato dall'assicurazione, dove mi offrivano 3.000 euro per riparare la mia moto per tutti i danni che avevo subito. Parto col dirvi, ragazzi, che ho speso intorno ai 2.000 euro per fare tutte le terapie per il menisco, tutti i medicinali, dottori, visite da privatista, perché giustamente tutte le tasse che paghiamo non servono a un K. L'assicurazione quindi mi ha fatto questa offerta di 3.000 euro. Naturalmente io col mio assicuratore ho deciso di rifiutare. Facciamo una contro offerta all'assicurazione e ci viene risposto che, dato che è la stessa compagnia, mi potevano fare uno sconto sulla polizza l'anno successivo. Cioè, ragazzi, pago 2.000 euro all'anno di assicurazione, cioè quest'anno non ho fatto il furto incendio e ho pagato 1.580. Cioè, che cazzo di sconto mi vuoi fare sull'assicurazione? Dai, siamo seri? Andiamo avanti. Nasce il fatto del Pegase, si applicano il fatto che io stavo correndo e quindi mi danno il 50% della colpa a me. Testimonio che non stavo correndo. Alla fine, ragazzi, per farvela breve, l'assicurazione dopo 8 mesi mi offre 4.200 euro e con una sorta di ricatto. Cioè io mi sono sentito ricattato, perché quello che è stato è: o ti prendi questo o affrontiamo una causa che può durare anche 5-6 anni. Per riprenderti cosa poi? 2-3.000 euro di differenza, una causa di 5-6 anni. Quanto sarebbe durata? La moto nel frattempo ha perso valore perché è passato tempo. Cioè i danni ce li avevo, quindi ho detto vabbè, prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. E la vita questa è, ragazzi. A Napoli siamo abbastanza sfortunati, perché tante persone che fanno imbrogli su queste cose vanno avanti. Quando poi succede realmente qualcosa di concreto, le assicurazioni si applicano per trovare il cavillo e cercare di non pagarti. E adesso dovrò vivere un'altra trastola simile per quest'altra 09. Che dire, ragazzi, c'è una maledizione sulle mie 09. L'avevo messa in vendita il giorno prima e il giorno dopo l'ho incidentata. Quindi, ragazzi, se mettete in vendita una moto, vendetela subito. Cioè, nel senso, non usatela più prima che la vendete. Cioè, non usatela. Se decidete di vendere una moto, non usatela, perché a Napoli si dice Uriavel teni corno. Ragazzi, non ve lo chiedo mai, ma non vi costa nulla iscrivervi al canale, anche perché il 65% di voi che guarda i miei video non è iscritta. Quindi non fate i pezzi di merda. È gratis. E rimanete aggiornati, perché, ragazzi, adesso ci saranno tantissimi progetti nuovi. Finalmente potrò portare avanti il progetto del TM, tanti altri progetti. Questa MT-09 sì, la stravolgerò completamente esteticamente, ma non per il momento, perché ogni volta che
voglio sistemare qualcosa, voglio portare avanti qualche progetto, incidento la moto che sto utilizzando al momento e quindi non posso rimanere a piedi. Io l'MT-09 la utilizzo come moto di tutti i giorni, cioè questa qua l'ho ripresa 2 settimane fa a 1300 km, adesso già ne ha 3000 e passa. E non ho fatto uscite, cioè ci cammino per Napoli per fare i miei servizi, per andare al lavoro. Adesso porterò avanti il progetto del TM, ragazzi. Rimanete veramente connessi perché sarà un progetto bomba, bomba, bomba. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!